tra le squadre che andranno a fare i playoff, perlomeno al momento. Dal mio punto di vista è l'affetto della gente, anche qui alla favorita, tantissimi tifosi di Pordenone, non c'è spazio per nessuno, problemi per parcheggiare, questi sono forse i risultati più importanti dopo la stupenda annata dell'anno scorso. Assolutamente sì, Pordenone è una capitale, una città da basket soprattutto. Fermi gli auguri, grandissimi auguri alla squadra di calcio della città che sta facendo bene, però insomma non possiamo dimenticare che il primo sport a Pordenone è la pallacanestro. Grande fame di pallacanestro e noi credo che in questi ultimi anni stiamo dando della buona pallacanestro. Presidente, io la ringrazio, in bocca al lupo, buona partita, noi continuiamo con la nostra telecronaca e l'aspettiamo qui a fine gara. Grazie. Buonasera. Prendiamo ora, quando mancano poco più di 40 secondi alla fine di questo riscaldamento, con la presentazione delle due squadre. Marco, eravamo rimasti a Mareschi, ora c'è da parlare di D'Andrea, altro giocatore importante nel vostro scacchiere, ha trovato spazio, è riuscito a tratti anche ad incidere per un ragazzo del 96, sia pure di interesse nazionale non è una cosa da poco. Michele Maggini però assieme a Michele Bei sono forse i due giocatori che più hanno inciso, dai quali non ci si aspettava un apporto così notevole. Beh, sicuramente i due Michele ci sono l'ossatura play pivot che su quasi tutte le squadre si basano, e se su Michele Maggini avevamo qualche certezza in più, anche perché è un po' più vecchio, è dell'88, invece Bei è un 90. Dicevo di Maggini avevamo delle certezze, sta rispondendo alla grande alle nostre aspettative, invece Michele Bei sta facendo un campionato al di sopra delle aspettative sue, nostre sicuro, forse anche sue, perché sta viaggiando a medie di tiro eccellenti, a punti segnati tanti, rimbalzi, veramente sta giocando un campionato eccezionale che forse nemmeno lui si aspettava. Grazie Marco per questa presentazione, poi potremmo anche presentare i 180 cm di un ragazzo dell'89 di Federico Bagnarol, che quest'anno ha avuto la sua consacrazione, grande fiducia nei suoi mezzi e capacità di incidere, tanto da meritarsi il quintetto in questa gara. A chiudere quello che è il roster della Graphic Studio, Jovancic, atleta discontinuo dai mezzi atletici e tecnici di alto livello, e oltre a lui anche i due fratelli Gaspardo e Seth David, sicuramente è il giocatore del quale si conoscevano le capacità, non altrettanto Thomas, che si sta ritagliando momenti importanti. Bei lavora sul piede Perno, arrivano i primi 2 punti della gara e Spilimbergo inizia bene nel migliore dei modi. Ma inizia sui due protagonisti, avevamo accennato prima, assist di Maggini, canestro di Bei in penetrazione. Adesso grandissima lotta sotto canestro, Zambon Bei, che è forse una delle sfide più interessanti della partita. Zambon non realizza, esce con la palla Fontani, riattacchiamo ancora. Adesso fallo sciocco di Ferrari che a 9 metri dal canestro allunga un braccio sulla partenza in palleggio di Fontani. Altro giocatore che potrebbe essere molto determinante per loro è Ferrari, perché con la sua esperienza e con la sua fisicità. Adesso buona penetrazione, scarico di Bagnarol, altri 2 per Michele Bei. mentre Bei conferma quelle che sono le impressioni su di lui, sicuramente non saranno poche le squadre che in qualche maniera gli hanno messo gli occhi addosso, e quello che si è visto, Marco, forse è quello che è il piano partita di Coach Ciocca, ovvero attaccare Bei, riconoscendo in lui una leadership importante a rimbalzo. Ferrari nel frattempo a farsi perdonare la sciocchezza difensiva di poco, fa 4-2, ma sicuramente la tenuta difensiva di Bei sarà una delle chiavi di questa gara, non dal punto di vista ovviamente di quello che è l'apporto di Zambon, ma più che altro per il fatto che sarà importante che non arrivino falli dal lungo di casa Graphic Studio, tutto mentre Jovancic va a sbagliare questa bomba e la palla esce dal fondo. Rimessa affidata a Panni che appoggia su Varuzza, vedendosi restituire immediatamente il pallone. 4-2 ed è derby nel derby anche questa sfida fra le tifoserie, Marco. Sì, io ero un po' che non andavo a Pordenone e mi raccontavano anche dei 1000 tifosi di domenica scorsa e dopo anni finalmente una gran presenza di pubblico anche in trasferta. Bello da vedere. Adesso Varuzza
si incarta, poi attacca il canestro, 24 secondi fischiati e palla recuperata da noi. Sì, faremo fatica a fare la telecronaca con tutta questa confusione, per fortuna. Sono quei problemi di abbondanza che vorremmo avere sempre, Marco. 4-2 sull'infrazione 24 secondi, qualche indecisione da parte di Varuzza, lo abbiamo detto prima, giocatore non continuo ma passatore sopraffino, è in grado anche di prendersi responsabilità importanti come nell'ultima gara. Da Fontani a Bay ad attaccare Zambon, arriva il fallo, non arriva la schiacciata che sarebbe comunque stata considerata non valida, si ripartirà da una rimessa dal fondo e immediato il time out di Pordenone. 4-2, Ciocca ci vuole parlare su. Marco, non che Pordenone abbia giocato bene, però l'approccio di Spilimbergo mi è parso decisamente migliore in questo istante. Sì, molto carica la squadra, lo si è visto anche dal riscaldamento, concentrati. Davide Gaspardo è rientrato ieri per allenamento perché, non so se tutti sanno, lui ha fatto la scelta di studiare una scuola a Madrid e spesso a volte va avanti e indietro, e oggi ieri è rientrato apposta per provare il derby e giocare, essere a disposizione della squadra oggi. Abbiamo bisogno di lui perché per noi è importante, speriamo che questo suo andare e venire avanti e indietro non lo deconcentri troppo, e sicuramente lui ha voglia di esserci e l'ha dimostrato rientrando prima per poter essere parte della partita. Sì, noi siamo partiti forse più concentrati, Pordenone sta già adeguando la difesa sul nostro passing game offensivo molto rapido, la loro aggressività e come noi riusciamo a eseguire sarà la chiave della partita. Adesso già stanno anticipando molto Magini per tagliarlo fuori, adesso arresto e tiro di Fontani dietro al blocco di Bay, 6-2 per noi. Ovvio, a fare la differenza anche il fatto, Marco, che oggettivamente il pronostico non solo per la classifica sia tutto verso Pordenone, che non può permettersi di perdere, ma come dicevamo non per la classifica ma perché in teoria va a incontrare una formazione che sinora ha vinto una volta sola, ma che anche recuperando questo pallone si dimostra, lo avevamo detto, in grado di giocare contro tutti, partendo dalla sua difesa. Magini, palla per Bagnarol, ora sotto per Bay, non arriva all'incrocio, arriva il gioco a 2 con Fontani e arriva il fallo che è il secondo di Ferrari. E ancora una volta, Marco, mi piace dirlo, non vorrei essere ripetitivo, ma c'è lo zampino di Bay un po' in tutto quello che fa Spilimbergo. Sì, noi adesso, specialmente adesso con il gioco con i 4 esterni, con Jovanci che gioca da 4, l'area è anche più sgombra e noi appoggiamo quasi sempre la palla su di lui e o lui conclude o apre il gioco, perché lo stanno anche raddoppiando. Adesso 2-2 di Fontani, 8-2 il parziale quando mancano 7 minuti alla fine del primo quarto. 8-2 Varuzza, Panni che viene mandato sul fondo ma riesce a sfidare Bay trovando non i 2 punti ma il rimbalzo offensivo di Zambon. Arriva la stoppata, arrivano altri 24 secondi per Pordenone. Beh, tra l'altro, che se è vero che eccelle in fase offensiva per la sua velocità, Marco è anche il giocatore che può infastidire gli avversari per le sue leve lunghe, per il suo tempismo nello stoppare tutti i tiri che passino dalle sue parti. Con la Marino contro Fontani, Comino rinuncia a un tiro facile affidando questo pallone a Panni contro Bagnarolo, spalle canestro, con la Marino lo riceve nuovamente, nulla da fare, a rimbalzo Jovancic e Pordenone deve ancora entrare in partita. 8-2, 6 minuti e 14. Bay per Bagnarolo, Jovancic e ora Magini, arriva il pallone per Fontani che sfida con la Marino, anzi rinuncia appoggiando per Bay. Magini dalla lunga, nulla da fare, rimbalzo Ferrari che sceglie di correre in prima persona e prova a sfidare la difesa di Spilimbergo, non arrivano i 2 punti, arriva il rimbalzo di Zambon, occasione persa più per Spilimbergo che per Pordenone sull'errore di Ferrari, ha fatto tutto bene sino al momento della conclusione. Panni contro Bay che non rinuncia ma gli ruba anzi questo pallone
prova a correre Spilimbergo, palla sotto per lo stesso Bei contro Colamarino, trova il contatto e trova un fallo che dovrebbe essere di Colamarino, del numero 8 Colamarino, non di Zambon come era sembrato in un primo istante. Marco, questo fallo vicino, davvero vicino a quello che potrebbe essere un antisportivo. Fontani contro Varuzza, Bagnarol che ci prova ora contro Colamarino in velocità, gioco a 2 e arrivano altri 2 punti, 10-2, e Spilimbergo inizia come coach Granchi aveva cercato di dire ai suoi ragazzi. Sì, abbiamo visto come sta crescendo, è cresciuta nell'arco di questo girone di andata l'intesa Maggini-Bei, si trovano in tutte le situazioni. Adesso Panni attacca Bei, scarico, palla sotto a Zambon, Varuzza attacca Bagnarol, bellissimo assist per Ferrari, buona circolazione di palla di Pordenone, Varuzza fa vedere che la sua visione di gioco è di altissimo livello. Adesso cambio lato, Bagnarol libero da 3, sbaglia la bomba, purtroppo era una buona scelta di tiro, esce ancora Ferrari, palla in mano, scarico con la Marino che esce per la palla a Varuzza che va in 1 contro 1, sbaglia il tiro, bravo Cosimo a controllare il rimbalzo, attacca in contropiede, cambio lato, ancora bomba di Bagnarol, errore e Panni esce col rimbalzo. Partita che ha alzato il ritmo notevolmente, solo sotto canestro Ferrari, cambia lato per Panni che attacca 1 contro 1, tiro difficile, canestro, 10-6, 2 bombe purtroppo non andate a segno per Bagnarol che potevano allungare ancora la sfuga di Spilimbergo. Segnalare Marco come oltre alle capacità di passaggio di Varuzza, che ha trovato quel pallone veramente incredibile che ha dato il là alla rimonta di Pordenone, non arriva l'aiuto nel frattempo difensivo per quanto riguarda la Friuladria. Arriva il primo cambio sulla sedia, pronto da un lato sia Nobile che Muner, dall'altro Davide Gaspardo. Dicevamo come Pordenone però abbia girato la palla veramente bene. Arriva la schiacciata con fallo, fischio che non mi trova poi così d'accordo, ma il contatto c'era. 12-8 e arriva, lo abbiamo detto, il doppio cambio sul 12-8. Bagnarol che dopo il bel canestro, lavorando sul fondo contro il mancato aiuto di Pordenone, commette questa sciocchezza. Pordenone che abbassa il suo quintetto cercando di contrastare Spilimbergo in quella che è stata la sua specialità sinora a rimbalzo. David Gaspardo, 12-8, David Gaspardo che è entrato al posto di Jovancic, fischio che anche in questo caso mi convince poco, non tanto per il fallo che tutto sommato, per il fallo di Panni che Marco c'era, ma perché è arrivato in ritardo solo quando Maggini ha evidenziato questo contatto. 12-8, Maggini in lunetta e 3 minuti ancora da giocare in questa prima frazione di gara. Maggini che sceglie di tirare insolitamente dal lato sinistro della lunetta, Ferro che gli dà ragione sul primo dei suoi tentativi, 13-8, e gli dà ragione anche sul secondo. Panni, ora Varuzza, Nobile, non arriva il pallone per Muner, ancora Nobile per Panni, blocco alto, ancora una volta Panni contro Bei. Ora Nobile lavora trovando lo spazio e confermando tutto quanto di buono avevamo detto nei suoi confronti, vicino all'infrazione di passi. Bei che controlla questo pallone non perfetto, riuscendo poi a indirizzarlo a Maggini. Ora Bagnarol, spazio per il tiro, non ci rinuncia Gaspardo che
trova solo il ferro, rimbalzo Zambon e Panni si volta a guardare il cronometro, rinuncia a questo tiro dai 6,75. Muner, gran lavoro di Varuzza che come prima trova solo il ferro. Pordenone comunque, Marco, contro una difesa buona, attenta come quella di Spilimbergo, sta facendo girare la palla veramente bene. Sì, stanno dimostrando tutti i miglioramenti che hanno fatto in questo girone di andata. Difatti le 3 vittorie consecutive lo dimostrano. Adesso scarico, attacca Gaspardo, arresto e tiro, errore, tiro difficile di Gaspardo, marcato molto bene da Muner. Ha rinunciato al tiro da 3 punti perché aveva sbagliato precedentemente per andare a attaccare. Muner era ad aspettarlo e l'ha infastidito al tiro. Adesso Panni a giocare 1 contro 1, bomba di Panni da 2 punti, ma sì, gioca 2 dietro al blocco, cosa che coach Granchi aveva preparato, aveva lavorato perché non succedesse, invece puntualmente è successo. Contropiede sulla forzatura di Maggini che chiamava un fallo che anch'io non avrei fischiato perché si è andato a cercare rogne da solo. 14-12, fallo fischiato a Bei sulla penetrazione di Varuzza, se non ricordo male, che viene cambiato, entra Mattia Galli al suo posto, non cambia molto, i centimetri sono gli stessi, il talento quasi, sì. Rimessa per Vittorio Nobile, errore difensivo nostro, Zambon si trova solo tra lui e il canestro, passaggio semplice, parità, quota 14. Vale appunto il pari, primo errore difensivo della Graffi Studio, ha reso sinora solo al talento di Pordenone. Gaspardo fare sportellate con Muner, non trova il contatto, non trova il fallo, trova la palla persa più che un tiro. Gioca 2 con Zambon e il fallo questa volta è di Gaspardo. Pordenone dopo un avvio difficoltoso, nel corato sotto anche pesantemente, ora sta facendo valere tutto il suo talento e delle rotazioni sicuramente più ampie rispetto a quelle della Graffi Studio. 14 pari, 50 secondi, gara ancora lunghissima, 50 secondi alla fine di questo primo quarto, gara ancora lunghissima qui alla favorita. Zambon a parlare con l'arbitro. Nulla da fare per Zambon che sbaglia il secondo dei liberi che sinora gli sono stati assegnati. Avanti Pordenone di 1, primo vantaggio Friuli Adria di questa gara. Lo abbiamo già detto, 50 secondi, Fontani, Gaspardo per Maggini, ora per Bei, mezza ruota della Graffi Studio, Fontani, spazio per questo tiro, arriva il contatto, si lamenta il giocatore di Spilimbergo, non si lamenta coach Granchi che vede Galli mettere questo tiro col piede sulla linea dei 3 punti, canestro da 2 dunque per lui, ottimo impatto per un giocatore, lo abbiamo detto, capace di alternare prestazioni eccellenti ad altre non alla medesima altezza. Nulla da fare, rimbalzo Zambon, nulla da fare quando mancano 2 secondi, arriva il fallo di Maggini che aveva sbagliato poco fa il tiro da 3. Pordenone che non ha raggiunto il bonus, riparte dunque da una rimessa con meno di 4, con 4 decimi sulla lunetta, tiro che non va a segno, è 14-17. Buon approccio di Spilimbergo, Marco, 12-6, avanti di 6 punti, ma soprattutto un approccio molto positivo. Poi la Graffi Studio si è un po' persa, ma soprattutto è cresciuto a Pordenone. Sì, è cresciuto a Pordenone, ha preso le misure e noi non la mettiamo da fuori, siamo 0 su 6 3 punti e questo probabilmente è il problema per cui loro sono adesso avanti di 3 punti con un parziale finale di 11-2 a loro favore, dal 12-6 col canestro di Bagnarol. Il parziale è stato pesante e importante a favore di Pordenone, con qualche sbavatura difensiva che prima non si era vista e ha permesso a Pordenone di
prima impattare e adesso allungare di 3 punti alla fine del primo quarto. 14-17, mentre Gianni, lo segnaliamo, comunicazione del servizio, ci saluta Gianni Cataudella, uno dei nostri più affezionati ascoltatori, tuo ex dirigente, attuale dirigente della Friuladria Pordenone, una delle tante persone che hanno fatto molto per la pallacanestro nella destra tagliamento. 14-17, lo hanno fatto in silenzio come molti lo stanno facendo in modo che le cose a Pordenone si possano fare e che si possa crescere tutto il movimento. 14-17, mentre è possibile provare a dare un'occhiata a quelle che sono le prime statistiche delle due squadre. Per Fontani 4 punti, 2 quelli di Maggini, non ha segnato Jovancic, 2 punti di Bagnarol e 6 quelli di Bay, in un avvio davvero strepitoso del lungo di casa Spilimbergo. Non ha segnato Gaspardo, che dei giocatori presenti in panchina è l'unico, Davide Gaspardo è l'unico ad essere entrato in campo. Per Pordenone non ha segnato Colamarino, 4 punti di Panni, 5 quelli di Zambon, che unisce a questa prestazione del tutto eccellente 7 rimbalzi che hanno fatto la differenza nella rimonta e nel sorpasso della Friuladria. Per Ferrari 4 punti, non ha segnato Varuzza, mentre dalla panchina, a differenza di quanto accaduto per Spilimbergo, sono 4 i punti equamente divisi fra Galli e Nobile. Gara che nel frattempo riprende con Zambon oltre l'arco, Zambon che affida la palla al capitano a Muner, ora Panni, blocco alto di Zambon e Panni trova il varco per andare sino in fondo, non per trovare i 2 punti ma per trovare l'8º rimbalzo di Zambon, che a questo punto è il giocatore che più di tutti sta facendo la differenza in questa gara. Nobile lavora sul piede perno dopo aver chiuso il palleggio vicino all'infrazione di passi. Zambon, blocco alto che libera Panni contro Fontani, ci può provare Muner, corta la sua conclusione. Marco da playmaker, e te lo dico con grande tranquillità, molto spesso i registi ti fanno arrivare la palla quando manca un secondo, non hai altre possibilità, poi quello che fa la brutta figura sei tu che sei costretto a tirare. Sì, io adesso grandissima bomba senza ritmo di Fontani per il pari a 17, io ero uno di quei playmaker che piuttosto tirava lui piuttosto di dare la palla all'ultimo secondo, però sì, lì se vuoi la bravura deve essere a farsi trovare pronti per tirare i tiri difficili allo scadere con la tranquillità giusta. Qua Muner purtroppo era anche marcato, ha avuto difficoltà a ricevere, poi ha tirato come ha potuto, non ha preso niente, ma all'ultimo secondo ci sta. Adesso fallo fischiato a Gaspardo sulla penetrazione di Muner e David protesta, il fallo ci poteva stare, rimessa dal fondo per Pordenone, che è ancora in campo con Galli e Nobile al posto di Ferrari e Varuzza e Muner al posto di Colamarino, mentre per Spilimbergo l'unico cambio è stato Gaspardo per Jovancic. Adesso Bay che accetta sempre il cambio con lungo, adesso Muner sbaglia di suo questo tiro, l'errore principale è stato intanto mettere il piede sulla linea e intanto dall'altra parte invece Fontani sulla transizione al tempo di prendere la mira non sbaglia. 6-0 Spilimbergo, tutto firmato da Cosimo Fontani. Adesso brutto errore difensivo e Nobile arriva tremendamente al ferro senza nessuno che lo ostacoli. Marco, i 2 rimbalzi consecutivi che hanno tenuto vivo Pordenone, rimbalzi offensivi che sono quelli di Zambon prima e di Nobile successivamente. Nobile che poi si è ripreso con gli interessi quello che era il canestro di Bagnarol, identico, lati opposti. Bagnarol è andato dentro a sinistra senza trovare aiuti da parte della difesa di Pordenone, lo ha fatto invece sul lato destro il giovanissimo playmaker di coach Ciocca. Maggini di alzare la parabola, nulla da fare, rimbalzo Zambon, e sono 9 i rimbalzi catturati da Zambon in meno di 13 minuti di gioco. Panni contro Bay che aveva lavorato bene rubando palla addirittura al giocatore
di Pordenone, nulla da fare sulla penetrazione di Galli. Ribalta per Gaspardo che vuole far vedere qualcosa in questa partita e trova invece solo la palla persa. 20-19, Marco, se posso, si vedono i problemi nell'allenamento di Gaspardo, che è lontano dal rendimento al quale ci aveva abituato. Sì, purtroppo sì, lui deve, gli dico sempre, giocare facile, invece spesso, anzi più quando è fuori forma che quando è in forma. Adesso Cosimo lascia troppo spazio a Nobile e Nobile dimostra tutto il suo talento e mette una bomba per il nuovo vantaggio di Pordenone, il +2. Lui più è in difficoltà fisica e psicologica, più forza, invece dovrebbe fare tutto l'opposto. Adesso vediamo questo, speriamo gli dia fiducia e tranquillità. Grandissimo Maggini con questo gioco a 2, trova Gaspardo nel blocco e giro, subisce il fallo, riesce a segnare, avrà un tiro libero pari a quota 22 e coach Ciocca che manda in panchina Muner e Panni e mette dentro Ferrari e Varruzza, mentre coach Granchi toglie Bagnarola e rimette Jovancic. Su questo doppio cambio, Marco, mi piace pensare che Maggini abbia fatto la cosa più giusta, ovvero abbia messo in ritmo un giocatore in grande difficoltà come era Gaspardo, che peraltro è andato a segnare l'unico tiro non libero, l'unico tiro contestato della sua gara, e a segnare anche il libero del nuovo vantaggio Spilimbergo. 23-22 da Nobile a Galli. Ora Zambon, Varuzza, c'è Maggini su di lui, ancora Varuzza, dopo lo scambio con Nobile, Ferrari ad attaccare Gaspardo, lavora sul piede perno, non trova il canestro Ferrari. Sono mancati anche la possibilità di poter riaprire questo pallone. Fontani, contatto non c'è, arbitro che parla del rispetto di quello che è il cilindro da parte della difesa di Pordenone, che trova con Nobile un altro canestro. Nuovo vantaggio Friuladria, 23-24. Non si segna molto qui alla favorita, ma gara comunque emozionante, ricca di contatti, ricca di voglia di vincere. Jovancic ci può provare, nulla da fare. Rimbalzo Ferrari corre e si arresta a metà campo per affidare questo pallone a Varuzza. Il gioco a 2 con Zambon conferma le capacità di Varuzza, conferma tutto il suo talento, conferma anche quanto stia incidendo nel +3 Friuladria, il lungo di Monfalcone. 23-26, 5-0-9. Maggini gioco a 2 con Gaspardo e Maggini in questo momento risponde molto velocemente a quello che è stata la prestazione di Varuzza di qualche istante fa. 5 gli assist per lui, Varuzza che però ha troppo spazio per prendersi questo tiro e per segnarlo. Nuovo vantaggio, massimo vantaggio Pordenone, 25-29 su quello che forse è solo il secondo errore difensivo della formazione di casa, della Graffi Studio. Jovancic, arresto, step back, nulla da fare, rimbalzo Bay e canestro. Bay che si protegge con la mano sinistra e trova un canestro di grande talento dopo un avvio eccellente. Si era un po' bloccato il lungo di coach Granchi. Varuzza per Galli, il contatto non lo premia a rimbalzo, però ancora una volta Pordenone a fare la differenza. Marco, per vincere questa gara bisogna che la Graffi Studio cambi queste cose. Sì, dobbiamo concedere un solo tiro agli avversari, allora forse riusciamo a portare a casa questa partita, perché loro adesso ho perso il conto, ma saranno almeno 7 i rimbalzi offensivi. Adesso Galli che tenta un'invenzione, per fortuna nostra non gli va a buon fine. Iova controlla il rimbalzo, cerca la transizione che non trova, si ferma e Maggini richiama il gioco. Troppe seconde chance, adesso il cambio di lato, Fontani ancora segno, nuovo vantaggio Graffi Studio. Fontani dopo un inizio un po' così sta martellando il canestro, 3 su 3 da 3 punti per lui con 13 punti messi a segno.
mentre Zambon trova altri 2 punti per il nuovo vantaggio Friuladria. Marco, facciamoci delle favole. Fontani si è sentito in qualche maniera surclassato da Nobile e gli ha risposto nel migliore dei modi, 30-31, e ancora emozioni qui alla favorita. Maggini per Jovancic, arriva il pallone per Bei, arriva il contatto sul quale io avrei fischiato qualcosina. Varuzza e Varuzza. Marco, 30-33, Zambon in lunetta e grande pallacanestro, al di là del mancato fischio che ha portato a questo contropiede e che ha portato il time out immediato da parte di Coach Granchi. Il mancato fischio che ha permesso a Pordenone di eseguire questo grandissimo contropiede, che se ci fosse stato il fischio non ci sarebbe stato. Purtroppo gli arbitri non sono stati del mio avviso e non hanno fischiato. Bravi Pordenone a partire in contropiede, bravo Varuzza a servire un assist al bacio per il grandissimo rimorchio di Zambon, che come all'andata sta giocando una partita eccezionale contro di noi. Come si diceva prima, i rimbalzi ci stanno facendo pagare pesante i punti segnati, perché se continuiamo a concedere a Pordenone tutti questi tiri, alla fine fanno canestro come stanno facendo. I 6 rimbalzi in attacco di Pordenone contro il solo uno nostro è tutta la differenza della partita. 30-33 con Zambon in lunetta. Si riprenderà la gara quando mancano 2 minuti e 46 all'intervallo lungo. E ennesima occhiata ai punti, che per Fontani sono addirittura 13, 2 quelli di Maggini, non ha segnato Jovancic, 2 per Bagnarol che ha rinunciato troppe volte forse ad andare al tiro, 8 quelli di Bei, 5 quelli di Gaspardo partendo dalla panchina. Non ha segnato Colamarino, unico nel quintetto iniziale di Coach Ciocchi, 4 i punti di Panni, 11 quelli di Zambon, ai quali il lungo della Friuladria aggiunge 9 rimbalzi e un assist. 11 punti che diventano 12 sul cambio in campo Nata. 3 punti di Varuzza, la bomba che ha messo in difficoltà Spilimbergo, precipitato nuovamente a -4 dopo il vantaggio sul 30-29. 2 i punti di Galli e 9 quelli di Vittorio Nobile, che ha spaccato in 2 la gara, arrivando anche lui dal secondo quintetto. Jovancic, palla che danza sul ferro, Nata a gestire questo pallone con qualche difficoltà. Varuzza, ora Nobile contro Jovancic, appoggia sotto su Nata che prova a fare a sportellate con Bei, sta nulla a togliere al giocatore di Pordenone. Talento completamente diverso, come talento di Varuzza è ben diverso, capacità però di sporcare questo pallone. Marco, tu parli di un possibile fallo, io avrei visto l'ultimo tocco di Nata più che altro. Detto ciò, Pordenone avrà un'altra opportunità e lo abbiamo detto, Spilimbergo se vuole portare a casa questa gara deve ridurre i secondi possessi da parte della formazione ospite, che va al tiro con Galli e trova una bomba dall'indice di difficoltà altissimo. 30-37, massimo vantaggio, tra l'altro con Nata in campo al posto dell'MVP, del mio MVP di questa parte di gara. Nulla da fare per Fontani, pallone che ha rimbalzo, viene arpionato da Ferrari, fallo di Bei, fallo che c'era. Fontani che ha accelerato nel tentativo di ridurre il divario. Si ripartirà dopo aver asciugato il parquet dalla rimessa di Ferrari per Valuzza, mentre arriva un cambio dentro Rafael Gaspardo per Bei, mandato a riposare gli ultimi 2 minuti di questa gara, non 2 minuti ma 1 minuto e 30, tanto manca alla fine del primo tempo di questa gara, di questo primo tempo ovviamente. Nobile, Nata contro Gaspardo, riapre fuori per Nobile, non arriva il canestro, arriva il rimbalzo di Maggini e Spilimbergo
ha la possibilità di provare nuovamente a ridurre un divario tutto sommato importante in una gara a basso punteggio come questa, che era a basso punteggio sino a poco tempo fa. Palla persa da Gaspardo, Baruzza la ruba, Galli per Ferrari danza sul piede perno, affidando questo pallone a Galli, danza saltellando sul piede perno. 30-37, arbitri che scelgono di non sanzionare l'infrazione dell'ala pordenonese, mentre Gaspardo va a sbagliare questo tiro. Baruzza, contatto, non canestro, fallo evidente su Ferrari, fallo di Gaspardo. Spilimbergo che non ritorna, terzo errore difensivo della formazione del coach Granchi in questa partita, e 30-37 che con Ferrari lunetta può cambiare, ma cambia qualcosa. Anche coach Granchi reinserendo Bagnarol con il compito di dare velocità. Ferrari, buono il primo di Ferrari. 30-38. A 39, massimo vantaggio Friuladria. Qui è la favorita Graffi Studio, che affida questo pallone a Fontani. Maggini, altro contatto, lo accentua Maggini, arbitri che non gli credono. Fontani sul fondo, contatto, nulla da fare, rimbalzo quasi preso da Rafael Gaspardo e contestato da Maggini. Pallone che con 12 secondi alla fine di questo quarto viene affidato a Pordenone. (30-39). Ciocca che vuole parlarci su, vorrà organizzare questo attacco. Ho detto tra l'altro che non avendo attaccato il ferro sino in fondo in questo quarto, Spilimbergo è ben lontano dall'aver raggiunto il bonus. Sono uno dei falli sanzionati infatti alla difesa della Friuladria, 4 quelli della squadra di casa, della Graffi Studio, che non potrà così difendere rischiando, ma dovrà cercare solo la massima intensità per contestare il tiro a Pordenone. Dal punto di vista statistico sono 7 i rimbalzi di Pordenone, rimbalzi offensivi, e solo uno quello conquistato a Spilimbergo. Marco forse sta proprio qui, l'abbiamo già detto, la differenza, 6 palloni in più giocati dalla squadra di Ciocca, che spiegano benissimo il 30-39 di questo istante. Sì, dicevi tu, i rimbalzi sono 21-13 a loro favore, e ci sono anche 8 tiri in più a favore di Pordenone, 9 punti. Le percentuali sono anche leggermente migliori, e lì è spiegato tutto il vantaggio di Pordenone. Adesso Ferrari che forza, stoppato da Fontani. La partita finisce per fortuna così, e Ferrari sbaglia l'ultimo, teneva sotto. Intervallo che si chiude con Spilimbergo 30 punti, Friuladria 39. Un caloroso saluto dalla famiglia Zanutta Fadalti. Sì, ho detto proprio famiglia, e oggi tutti voi siete invitati a farne parte. La ditta Zanutta Fadalti è leader nel settore del riscaldamento domestico, e oggi vi proponiamo un'incredibile offerta per riscaldare la vostra casa con efficienza, professionalità ed un occhio al portafoglio. Le prime 30 persone che telefoneranno al numero in sovraimpressione, prenderanno un appuntamento e prenoteranno un qualsiasi macchinario della nostra linea a legna, stufa o camino, riceveranno immediatamente a casa un bancale di legna in omaggio che corrisponde circa a 10 quintali e un comodissimo e praticissimo aspiracenere. Tutta la merce verrà consegnata a casa vostra gratuitamente. Ma oggi, amici, per voi abbiamo un'offerta ancora più clamorosa. Le prime 30 persone che telefoneranno, prenoteranno un appuntamento e un qualsiasi macchinario della linea Godin, stufe o camini,
Avranno in omaggio 2 bancali di legna che corrispondono circa a 20 quintali e il trasporto del materiale sarà completamente gratuito. Ed ora, per chi cerca la praticità, è il momento di parlare delle stufe a pellet e a biomassa. Le prime 30 telefonate che prenderanno appuntamento e in seguito acquisteranno un qualsiasi prodotto della nostra linea pellet o biomassa riceveranno a casa 50 sacchi di pellet di abete gratuitamente ed in più verrà tutto recapitato a casa vostra senza spese aggiuntive di trasporto. Se qualcuno di voi non potesse o non volesse affrontare l'intera spesa in un unico pagamento, la Zanutta Fadalti vi propone dei comodissimi e praticissimi finanziamenti a tasso zero personalizzati. Credo sia difficile trovare un'altra azienda che vi può dare queste soluzioni a 360 gradi. Sopralluogo gratuito con tecnici specializzati entro 48 ore dalla vostra chiamata. Finanziamenti personalizzati secondo le vostre esigenze. Qualità dei prodotti e assistenza post vendita. Quindi affrettatevi a chiamare. La nostra promozione è valida solo fino a fine febbraio. Chiamate, chiamate, chiamate! Non tagliati fuori benissimo, soprattutto per le rotazioni difensive. I giochi di coach Ciocca stanno obbligando a fare la difesa spilimberghese che, come avevo detto in prepartita, purtroppo va a blackout, ogni tanto si spegne, ogni tanto difende molto bene. Se riusciamo a trovare la continuità in questo secondo tempo potremo cercare di invertire la partita, aumentando però sicuramente i punti realizzati che sono troppo pochi. 30-39, 20 minuti ancora da giocare qui a Spilimbergo, palla che viene affidata alla Graphic Studio e a Maggini in particolare. Maggini in campo assieme a Bagnarol, a Bei, a Jovancic e a Fontani, ovvero con il quintetto iniziale. Sempre con il quintetto iniziale anche la Friuladria. Fontani rinuncia al tiro sull'aiuto di Zambon, non ci rinuncia Bagnarol che trova solo il ferro. Rimbalzo Panni per Nobile, subito la rettifica, la prima rettifica, non il quintetto iniziale. Nobile non vi faceva parte, il quintetto iniziale che vedeva anche Colamarino in campo per Pordenone. Nobile, penetrazione, gioco a 2 con Zambon, il fallo su Zambon viene affidato al numero 11 Maggini, rimessa dal fondo per Maggini, è il secondo fallo per Maggini, è il secondo fallo, mentre Spilimbergo, lo sapevamo, avrebbe dovuto provare a cambiare qualcosa, uomo tuttavia che crea qualche problema a Pordenone, che alza la parabola e trova il 10° rimbalzo di Zambon, 9° rimbalzo offensivo di Pordenone. Ferrari butta giù la palla con mano destra senza vedersela scippare dal difensore Varuzza, gioco a 2 con Zambon, corta la sua conclusione e Spilimbergo può rifiatare. Bei per Bagnarol, ancora Bei a ribaltare per Fontani. Jovancic, palla persa e recuperata da Zambon, contatto falloso di Jovancic su Ferrari, arriva solo la rimessa. 30-39, 8-33, mentre Marco Chivilò vuole ovviamente dire la sua. Sì, nell'azione precedente si è visto come Pordenone sfrutta la possibilità di prendere rimbalzi in attacco quando Bei è uscito a marcare il tiro di Panni. Maggini è rimasto su Zambon e i centimetri lì hanno fatto la differenza perché Zambon ha conquistato il rimbalzo. Adesso Panni attacca il ferro, arriva il massimo vantaggio pordenonese più il 41-30. Pordenone che Spilimbergo che non si è ancora ripresa da questo vantaggio pordenonese, sta giocando ancora con difficoltà. Adesso Bagnarol rinuncia a un tiro, infrazione di doppio palleggio perché ha fermato il palleggio mettendo una mano sotto il pallone, poi ha ripreso a palleggiare, l'arbitro era a mezzo metro
palla persa e nuova possibilità di Pordenone di allungare, la reazione vis ancora non c'è. Ancora uomo Graffi in studio, con Varuzza inseguito da Bagnarol, lavora bene sul blocco di Ferrari, non di Ferrari ma di Zambon, e salvo poi buttare via questo pallone Bagnarol. Ora Maggini contro Nobile, il fallo di Nobile che si accusa immediatamente di questo contatto, rimessa laterale, Bagnarol, arresto, tiro, alza la parabola Bagnarol, mentre lavora molto bene Ferrari su Bay, a rimbalzo Ferrari contro Fontani, il contatto, Panni può alzare la parabola, può trovare 2 punti e di vario importante, e ora 14-0 il parziale se contiamo quello del primo tempo per Pordenone, mentre D'Andrea sta per entrare in campo. Bay, contatto su di lui, ribalta perdendo il pallone contro Ferrari, ora Varuzza e altro assist di Varuzza, altro canestro di Zambon, 30-44, immediato il time out di Spilimbergo che deve ritrovarsi, sono veramente tanti i minuti senza canestri per la Vis. 30-44 sul canestro del mattatore di questa gara, 30-45 addirittura, 16-0 il parziale per Pordenone. Sicuramente Spilimbergo vorrà parlarsi sopra, possibile qualche cambio dal punto di vista tattico, possibile che Spilimbergo vada a sfidare Pordenone dall'arco, salendo una difesa a zona che però non si sa quanti e quali risultati potrebbe andare a creare. L'ultimo canestro di Spilimbergo, lo ricordiamo, è quello di Fontani, il tiro da 3 punti del vantaggio, con mancano 3:25 alla fine della seconda frazione. Sono passati 7 minuti ormai, lunghissimi minuti nei quali Spilimbergo non ha segnato. Fontani sul fondo, c'è da trovare un canestro, arriva il fallo di Varuzza. Marco, oltre 7 minuti senza segnare, al di là dei rimbalzi, al di là della bravura di Pordenone, questo spiega appieno quello che è il meno 15 attuale. Di sicuro ci sono dei giocatori che giocano contratti, qualcuno ha paura di prendere responsabilità, non siamo convinti in questo momento dei nostri mezzi e adesso speriamo che Maggini sblocchi il risultato, difatti lo fa, deve farsi perdonare un primo tempo un po' impreciso al tiro, da capitano si prende la responsabilità di questo primo canestro dopo l'intervallo, meno 12, ma non è tanto il punteggio in questo momento ma l'approccio mentale, il gioco che proprio non c'è e stiamo subendo tutto da Pordenone. Adesso concediamo questo tiro, esce con la palla per fortuna Fontani che si ferma, chiama lo schema, gioca a 2 con Bay, Fontani finta il tiro, scarico, D'Andrea da 2, sbaglia il canestro, sbaglia il tiro ma esce con la palla Bay, marcato in questo momento da Panni che non poteva contendergli il rimbalzo. Terzo fallo di squadra per Pordenone, secondo per Panni, rimessa dal fondo per noi. 3:45. Spilimbergo a cercare di limare qualche punto quando mancano 5 minuti. Fontani attacca il canestro, il contatto con Zambon non è falloso ma non impedisce a Fontani di trovare altri 2 punti. Zambon per Varuzza, ora Ferrari, palla sotto per Zambon che ribalta per Varuzza, piedi per terra, arriva l'errore, arriva
il rimbalzo di Zambon. 35-45, Spilimbergo che paga veramente tantissimo. Il fallo di D'Andrea, carinissimo questo siparietto fra lui e Ferrari, che intuisce come questo fallo sia arrivato solo per il divario di esperienza fra i due. Grande Ferrari in questo momento, grande anche per questo assist, e non arriva il fischio di 3 secondi che mi sarei atteso. Arriva un altro passaggio di Varuzza. 35-47, Fontani dall'arco, nulla da fare, rimbalzo Bey che rinuncia a giocarsi questo pallone. 12 punti da recuperare, Fontani vicino a perderlo, Bey ci può provare contro Zambon, rinuncia. 11 secondi per chiudere questa azione, lo può fare Bagnarol accelerando e trovando in angolo D'Andrea, nulla da fare, rimbalzo Panni, corre Nobile al quale non arriva la palla, arriva ora e Nobile si conferma elemento di rottura. 35-49 per Spilimbergo, tutto da rifare. Un po' almeno 15, vicino a Pordenone al massimo vantaggio. 15 la Graffi Studio, Panni, non Panni ma Maggini, contatto su di lui a rimbalzo, subisce qualche contatto Bey. 35-49, palla che sarà assegnata a Pordenone. - 35-49, 3 minuti e 44. Si asciuga il parquet. - 35-49, 3-44. Panni, infrazione di passi, buon raddoppio di Maggini e D'Andrea, trascina il piede perno il regista di coach Ciocca. D'Andrea per Maggini, ora per Bagnarol. Infrazione di passi di Fontani. E altra opportunità sprecata per la Vis Ferrari contro questa difesa pressante. Varuzza per Nobile che dà profondità al gioco di Pordenone e va a recuperarsi questo pallone. Arriva la bomba di Pordenone e massimo vantaggio PN. 35-52. Gara che sembrava destinata a uno svolgimento ben diverso dopo l'avvio esaltante della Graffi Studio. Bey per Fontani, il contatto, alza la parabola. Fontani, arriva i 24, arrivano i 24, non arriva il fischio. E gran difesa Pordenone. Altro time out, mentre noi possiamo dare un'occhiata alle statistiche di questa gara, impietose per Davis, arresasi dopo un ottimo avvio. Fontani 15 punti, 5 Maggini, non ha segnato Jovancic, 2 Bagnarol, 8 Bey, fermatosi dopo un buon inizio di gara, 5 per Gaspardo. A secco con la Marino 11 punti di Panni, 16 per Zambon e 12 rimbalzi per un effetto su questa gara pari a 20. Ferrari fermo a quota 6 con 2 su 7 al tiro, 2 su 2 in lunetta, ma 8 rimbalzi, importantissimo anche lui. Sempre 3 i punti di Varuzza, 5 quelli di Galli,
Arrivato invece a quota 11, Vittorio Nobile in una delle sue migliori gare in questo torneo. Per Spilimbergo 15 Fontani, 5 Magini, lo abbiamo detto, 2 Bagnarol, 8 Bei e 5 Gaspardo. 2,41, 35 a 52, gara che riprende sempre con D'Andrea sul parquet. Fare preziosa esperienza in una gara che non è una gara qualsiasi, lo ricordiamo, al di là del risultato, al di là della classifica, al di là della supremazia o della presunta supremazia provinciale. Ferrari sul gioco 2 sbaglia Zambon. (35-52, 2,23). Zambon che non sbaglia in lunetta invece. Due su 2 per lui. Sono ora 19 i punti che Spilimbergo deve recuperare. Spilimbergo che a Fontani, intenzione di playmaker per avere con Magini maggiore pericolosità, probabilmente funzione di guardia, mezza ruota della Graffi Studio. Beh, può mettere giù il pallone, arresto e tiro, nulla da fare. Rimbalzo Zambon, e rimbalzo Zambon sembra ormai una parte fissa in questa gara. Ferrari da Nobile a Zambon, contatto con Bagnarol, nulla da fare. Rimbalzo offensivo Ferrari con Bei che non difende il canestro. Ferrari trova 2 punti facili, 35-56. Bagnarol, Bei, Magini, 9 secondi per chiudere questa azione. Zambon alza la parabola, Magini, e sono 3 punti, 38-56. Ancora zona per Spilimbergo, che trasforma ora in uomo la partenza di questa azione. Spilimbergo che segue alcuni tagli ma che a rimbalzo non riesce a tenere il pallone. Da Ferrari a Zambon, e ora sono altri 2 punti per il più 20 Friuladria. Arresto, tiro lunga, la conclusione di Magini. A rimbalzo ci prova D'Andrea, non arriva il recupero, arriva il cambio. Fuori D'Andrea, dentro Rafael Gaspardo. (28-58) e 37 secondi. Zambon lasciato libero, arriva ora Bei su di lui. Galli, Nobile, Zambon, altro gioco a 2, tutto facile sui raddoppi di Spilimbergo, tutto uguali. 38-60, 22 punti, 7 secondi. Magini, 4 secondi. Bagnarol dall'angolo, alza la parabola. Arrivano i 2 punti del 40-60. Pausa che sarà sicuramente difficile per la Graffi Studio. 2 minuti nei quali coach Granchi proverà a invertire quello che è il trend di questa gara. Marco impietoso, soprattutto il compito dei rimbalzi, lo dico ancora una volta. 18 quelli totali di Spilimbergo, 30 quelli di Pordenone. Poche le palle perse dalla Vis, che però in realtà dopo essere partita molto bene Marco ha attaccato priva di grande intensità e soprattutto non è mai riuscito a correre. No, stiamo facendo girare la palla senza guardare il canestro.
nessuno si prende la responsabilità di attaccare, anche Bay gira lontano da canestro senza incidere come ha fatto il primo quarto. Bagnarol dopo i 2 errori al tiro da 3 inizio terzo quarto non ci ha più neanche provato. Bay, come si diceva, è lontano dal ferro. Maggini ci prova ma si vede che è stanco. Fontani non è preciso, cioè, in attacco stiamo facendo veramente le cose con poca intensità, più in difesa i 2 lunghi stanno giocando a 2 come se avessero sempre giocato assieme. La nostra difesa non chiude mai il centro dell'area. Ferrari e Zambon stanno facendo quello che vogliono nel nostro pitturato, il punteggio è eloquente. Credo che gli assist di Zambon siano cresciuti, dicono solo 2-2 quelli di Ferrari e Zambon, secondo me ce n'è di più, perché nelle ultime 4 azioni Zambon ha scaricato la palla a Ferrari 3 volte, una volta a Ferrari a Zambon, sì, cioè il contrario, scusate, sì. Non riusciamo a limitare i 2 lunghi pordenonesi. 40-60, ancora palla, Graphic Studio da Maggini a Bagnarol. Maggini, Fontani, gioco a 2 con Bay, arrivano 2 punti. Bay che esce dal torpore per modo di dire, Bay che comunque oggi aveva di fronte uno dei migliori lunghi di questo campionato. Panni, fallo di Gaspardo su di lui che lo sta soffrendo, ma come era per certi versi facile intuire. 42-60, Fontani su Nobile, alla consegnata e gioco a 2 con Zambon. Sui giochi a 2 che per Spilimbergo sembrano essere davvero difficili, se non impossibili da limitare. Maggini per Bagnarol, arresto, tiro, Bagnarol lunga la sua conclusione, non arriva il canestro di Rafael Gaspardo, arriva un buon rimbalzo offensivo sul tiro di Bagnarol, arriva la possibilità di arrotondare in lunetta. (42-62). Segno Gaspardo, il terzo dei suoi punti. Due su 2 per lui. 44-62. Ferrari bravo a tenere il piede perno. Questo lavoro difensivo della Graphic Studio. Panni per Galli, Zambon che ha spazio per giocare contro Panni. Arriva l'infrazione, non si lamenta Zambon che effettivamente aveva lavorato male sul piede perno. 44-62. Fontani per Bagnarol, Bagnarol accelera, step back di Bagnarol, nulla da fare, rimbalzo Galli. Galli a Zambon, ora Panni che può provare nuovamente il gioco a 2, ma preferisce questo arresto e tiro, rimbalzo Zambon, la stoppata è di Bay, stoppata dubbia perlomeno l'ha chiamato, resta però il fatto che ancora una volta a fare la differenza Zambon a rimbalzo. Cambio nel frattempo, fuori Bagnarol, dentro Jovancic. Zambon non è il primo. Uno su 2 per lui.
Nobile, buon lavoro difensivo di Nobile su Maggini. Nobile che ora va a prendersi cura di Bay. Maggini, palla sotto per Bay, contatto che non viene sanzionato, a rimbalzo ci prova Gaspardo e va a recuperare questo pallone. Contatto su Bay, quantomeno sospetto, e fallo di Galli su questa distrazione della difesa di Pordenone. Qualche difficoltà nell'effettuare questa rimessa, pallone per Bay. Jovancic che sfrutta il blocco alto per sparare questo tiro. Ferrari questa volta non riesce a controllare il corpo Ferrari, che ha subito alcuni contatti quantomeno dubbi. Time out Spilimbergo nel frattempo, 44-64, 7 e 37, 20 punti di distacco in teoria recuperabili, man mano che passa il tempo sempre più difficile che ciò avvenga, soprattutto perché Spilimbergo sinora non ha mai giocato secondo quelle che sono le proprie aspirazioni e il proprio talento. Gran merito di Pordenone ovviamente in tutto ciò, merito di una grande difesa, merito di una supremazia a rimbalzo netta che Spilimbergo non aveva subito neanche contro squadre, Marco, decisamente più dotate rispetto a Pordenone a livello di centimetri. Sì, stiamo subendo oltre ogni previsione. Pordenone sapeva che era più forte e lo sta dimostrando nettamente, ma noi stiamo giocando veramente male questa sera, molto peggio del solito. Non c'è neanche stata la reazione che ci aspettavamo e che c'è stata in tante altre partite, vedi con Udine. Non capisco il perché di questa brutta prestazione, un po' di tutti, perché a parte i punti di Fontani e l'inizio di Bay c'è poco da salvare in questo momento. 7-37, Maggini ancora Maggini contro Nobile, alza la parabola, Maggini nulla da fare, rimbalzo Panni. Maggini si lamenta del contatto che effettivamente c'era stato. Zambon c'è da proteggere il gioco a due, palla che da Nobile finisce nelle mani di Galli, infrazione di passi di Galli che sulla ricezione aveva sistemato i piedi senza curarsi del piede perno. Cambio nel frattempo, fuori Zambon, dentro Nata ad accumulare preziosa esperienza in un campionato nel quale al momento il suo ruolo non può certo essere quello di protagonista. Gaspardo per Maggini, Maggini contro Ferrari, arresto, tiro e non arriva il canestro, ma il rimbalzo di Panni. Da Galli a Panni, spazio per il tiro, spazio per questo assist che Nata non trattiene, palla recuperata Jovancic e può correre con Fontani. Il fallo di Nobile, 44-64. Messa dal fondo, c'è da asciugare il parquet, 6 minuti e 31, gara che non sembra riserverà ancora grandi emozioni. Fontani, Maggini, ora Gaspardo, arresto e tiro per lui, corta la sua conclusione, 5 secondi, Jovancic ci può provare, nulla da fare, rimbalzo conteso da Gaspardo e perfezionato
da Fontani, altri 24 per Spilimbergo, però fa veramente tanta fatica a trovare il fondo del canestro. Jovancic nulla da fare. Nobile, mentre si prepara Passudetti. Nata lavora sul piede perno, trova il ferro, non i 2 punti. Fontani nulla da fare. Panni, arresto, tiro all'imbalzo, pallone toccato da Jovancic, finisce nelle mani di Maggini. Jovancic che si prende questo tiro e finalmente lo trova per i primi punti in questa partita. 47-64. Da Galli a Nobile, tutto troppo facile per la Friuladria. Maggini, contatto, canestro che non vale secondo l'arbitro Merigogna, che assieme al collega Semenzato ha diretto questo match senza grosse sbavature. Gara facile e corretta quella disputata sinora qui alla favorita. 47-66, 4-51. Maggini in lunetta. Ancora un errore per la Graphic Studio. Uno su 2, alza la difesa Spilimbergo. Galli, palla recuperata da Jovancic, Passudetti che la affida poi a Maggini. Maggini lavora sul giro, palla per Bei, nulla da fare per Bei, si conferma così non nella migliore delle sue serate. Quinto fallo per Ferrari. Dentro il capitano della Friuladria, Andrea Muner. Continua l'emorragia offensiva di Spilimbergo. Pone anche in questo caso il secondo dei suoi liberi, come è successo poc'anzi a Maggini. Da Galli a Begicchi, che nel frattempo ha fatto il suo ingresso negli ultimi 4 minuti e 30 di questa gara. Begicchi, comprensibile la sua voglia di andare a segnare il suo nome in questa gara. Begicchi che lo fa nel migliore dei modi, compromettendo la possibilità di giocare sino in fondo questi minuti, andandosi a beccare l'insolenza di Kotsocka. 51-66, sono ora 15 punti di vantaggio di Pordenone, 14 con il libero di Jovancic. Spilimbergo in qualche maniera ci prova ancora. Panni per Nobile, ancora Panni, Muner, da Nobile a Galli, Nata, gran lavoro di Panni che nasconde il pallone Bei per trovare poi in controtempo altri 2 punti. 52-58. Gaspardo, bomba Gaspardo,
e 54-68, 14 punti, tutto ancora possibile. 55-68, 13 punti, in realtà qui è ancora tutto possibile. Non sarà possibile per Spilimbergo pensare a una rimonta, continuando a concedere rimbalzi offensivi a Pordenone, stavolta a segno con Nata. Bei, Galli contro Maggini, il fallo di Galli che manda Maggini lunetta. 2,55. Spilimbergo vuole provarci sino in fondo, vuole provare quantomeno a ridurre il divario, giocando contro il tempo e giocando contro una situazione impietosa a livello dei falli. Con il canestro di Maggini, 56-70. 14 fra 5, 26. E 57-70. Panni mette giù palla, ora Nobile contro la pressione. Nobile a superare, è l'ultimo secondo disponibile al metacampo. Pordenone gioca con grande attenzione questo pallone. Panni fuori per Muner, piedi per terra, Muner trova solo il ferro e vicino al rimbalzo offensivo Pordenone. 57-70, 2,27, arriva il blocco alto di Bei, arriva l'arresto e tiro di Maggini, solo il ferro. Si lamenta Maggini su un contatto che c'è stato, ma 57-70, Spilimbergo che rinuncia a commettere fallo, lo fa nel momento peggiore, 57-70, si lamenta Granchi che solamente sul possibile meno 10 consecutivo al fallo sul tiro di Maggini avrebbe potuto vedere la sua squadra riaprire in qualche modo la gara. Panni buono libero di Panni, anche il secondo per lui. Jovancic, Bei, 59-72. Galli per Panni, Nata, arriva la stoppata di Nata che con troppa leggerezza prova ad andare al tiro contro le lunghe leve di Bei. 59-72, 1,30. Maggini vuole provarci, vuole trovare lo spazio per questo tiro, lo fa alzando la parabola, nulla da fare. A rimbalzo a fare la differenza è Galli questa volta, mentre dall'altra parte Nobile si conferma, davvero in grandissima forma, 15 i suoi punti, 7 su 8 al tiro, 1 su 2 da 3, 7 su 8 complessivo ovviamente. Bei contro Nata, ancora Gaspardo dalla stessa posizione di prima, a rimbalzo Panni e con 50 secondi ancora a giocare Marco si chiude di fatto questa gara, iniziata bene per voi e poi chiusa, mi piace pensarlo, anche, non soprattutto ma anche per i meriti di un Pordenone che ha trovato a rimbalzo la chiave per vincerla. Sicuramente adesso canestro da 2 punti di Muner, ma sicuramente per i meriti di Pordenone perché ha giocato una grande partita con buone medie al tiro, buone scelte, grande difesa. Noi
non siamo stati i soliti molto concentrati e aggressivi, siamo stati molli anche in attacco e abbiamo concesso tutto quello che Pordenone ha deciso di fare, ha fatto. Ha vinto meritatamente questa partita dopo un inizio difficile, l'ha dominata in lungo e largo più mentalmente che tecnicamente, perché ha veramente fatto quello che voleva fare. Invece il nostro attacco e soprattutto la nostra difesa ha permesso a Pordenone le scelte che ha voluto fare, con i giochi a due dentro l'area di Zambon Ferrari prima, i tiri da fuori di Panni, Nobile, a turno tutti hanno messo il loro mattone per portare a casa questa vittoria meritatamente. Noi invece abbiamo iniziato in un modo e stava pagando, e dopo abbiamo smesso di giocare come siamo capaci e il risultato è più che eloquente. Si chiude qui la partita, 61-76, pronostico rispettato alla favorita, ma gara che è rimasta tale solo veramente a inizio del match, quando Spilimbergo, con un avvio di un certo livello dal punto di vista dell'intensità e della capacità di coinvolgere un po' di suoi giocatori nei giochi a due, era andata avanti. Una volta Pordenone invece ha messo il naso sopra la Graphic Studio, non ha più mollato sino a questo pesante -15 che fotografa forse solo parzialmente l'andamento di un match deciso dai rimbalzi offensivi e dalla superiore qualità non solo della panchina di Pordenone. 61-76, e aspettiamo ora qui i due allenatori per un commento su questa sfida che comunque ha vinto per la quantità di gente che ha coinvolto, per tutto l'affetto che c'è nei confronti di entrambe le squadre, ed è un successo della pallacanestro, è un successo delle dirette di FVG Sport Channel, è un successo della destra tagliamento. Ci raggiungono qui in postazione entrambi i presidenti, stati d'animo ovviamente diversi fra l'avvocato Majorana e il collega Walter Santarossa. Grande spettacolo, al di tutto una gara decisa dalla qualità di Pordenone e dai rimbalzi, mentre Spilimbergo, dopo un avvio sicuramente importante, facciamo parlare per dovere di cavalleria il padrone di casa, ma soprattutto il presidente della squadra che non ha portato a casa questa gara. Spilimbergo, dopo un avvio importante, non è riuscito a confermarsi lungo tutto il match. Innanzitutto complimenti a Pordenone perché ha meritatamente vinto, ha dimostrato di essere una bella squadra, oltre che di sostanza anche bella. E noi per vincere dovevamo andare in ritmo alla partita, l'abbiamo tenuta 10 minuti, poi abbiamo perso il ritmo e da lì è sopravanzato la qualità del gioco e della forza di Pordenone, quindi non c'è stata più partita. Grande spettacolo, spettacolo di pubblico, Tor Santarossa qui a Pordenone, qui a Spilimbergo ovviamente, ma a Pordenone l'avevamo detto che è capace di trovare qualità da tanti giocatori. Oggi non ha inciso come aveva fatto in altre partite con la Marino, è arrivato un Nobile che in qualche maniera dalla panchina ha dato l'energia per ribaltare quello che era un avvio veramente importante della Graphic Studio. Ma insomma voglio sottolineare innanzitutto che è stata una grande vittoria della pallacanestro della nostra provincia. C'è una grande fame di pallacanestro e il capoluogo come Spilimbergo sono in grado di soddisfarla. Ecco, ci tengo a fare questa precisazione perché dietro le partite c'è tanto lavoro da parte delle società che credo vada sempre ricordato. Il Pordenone ha vinto molto bene e la differenza, una delle differenze fondamentali è che abbiamo 9 giocatori. Vorrei dire 10, ma insomma quantomeno 9 giocatori che possono scendere in campo in qualsiasi momento e fare la differenza. Due parole a questo punto nuovamente con l'avvocato Majorana. Non cambia quelli che sono i vostri propositi e il vostro stile in questa pallacanestro, che è fatto di inserimento progressivo ma continuo dei vostri giovani, e cosa vi aspetta ora di qui sino a fine campionato? Ci aspetta di non mollare mai, di continuare nel lavorare durante la settimana in palestra per far crescere i nostri giovani. È chiaro che la vittoria dà fiducia e la squadra, non vincendo, perde fiducia nei momenti topici. Bisogna tenere la barra dritta, stare sereni perché noi non abbiamo mai messo pressione, come non lo faremo, continuare il nostro lavoro
con la serietà che ci contraddistingue, senza paura. Grazie Presidente, in bocca al lupo. La chiusura invece con Walter Santarossa, l'avevamo detto anche presentando la gara, e si è visto che i ragazzi, e mi permetto di dire che all'inizio dell'anno non era così, si cercano, hanno giocato insieme, collaborano e ne esce un bel gioco, ne esce la capacità di rovesciare anche partite che all'inizio sembravano addirittura compromesse. Ma certo, da noi è fondamentale il coach. Direi che Ciocca ha fatto un lavoro straordinario, prepara le partite in maniera molto precisa e poi lo si vede. Ha creato un grandissimo gruppo, quindi grande merito soprattutto a Ciocca.